Garanzia Giovani è un programma promosso dall'Unione Europea per contrastare il fenomeno della disoccupazione giovanile. È operativo infatti in quei paesi che registrano un tasso di disoccupazione superiore al 25%. È quindi operativo in Italia ed è molto importante per la Sardegna, visti gli alti tassi di disoccupazione e di dispersione scolastica che purtroppo colpiscono i nostri giovani. Il programma si rivolge ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non stanno studiando e non stanno lavorando. Quindi tutti coloro che si trovano in questa condizione possono iscriversi al programma e beneficiare di uno dei tanti interventi che dalle tante opportunità che esso prevede. Garanzia Giovani è partito in Sardegna a maggio 2014, quindi in questi 3 anni e mezzo hanno partecipato al programma circa 46.000 giovani. Chiunque fosse interessato a partecipare può farlo, può acquisire tutte le informazioni, vedere quali sono le misure attive, i bandi aperti, consultando il portale Sardegna Lavoro nella sezione dedicata a Garanzia Giovani, oppure può, anzi noi lo consigliamo, recarsi presso il centro per l'impiego e farsi supportare da un operatore che fornirà tutte le informazioni utili e che lo assisterà nelle procedure di iscrizione, che comunque sono molto semplici. L'ASPAL attua una serie di interventi previsti da Garanzia Giovani, tra questi ricordiamo i tirocini regionali, ma anche le misure di mobilità transnazionale che hanno permesso a circa 100 giovani di lasciare la Sardegna e sperimentarsi all'interno di un'azienda estera, facendo un'esperienza che noi pensiamo sia molto importante sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista della crescita personale, dell'acquisizione di competenze, grazie al confronto con altre culture, la necessità di esprimersi in una lingua straniera. Ma oltre a questa anche la scheda 7 che prevede l'accompagnamento alla creazione di impresa, di cui hanno beneficiato circa 200 giovani che sono stati supportati nella redazione del business plan e che ha portato all'apertura di 34 nuove aziende individuali, che quindi con un risultato che noi riteniamo molto importante. Quindi consigliamo ai giovani di considerare questa opportunità. È molto importante per i giovani fare formazione, acquisire competenze, capire anche quali sono le proprie aspirazioni professionali, in modo da acquisire quel patrimonio che poi è fondamentale e utile a un inserimento positivo nel mercato del lavoro. Ciao, sono Giorgia, ho 26 anni e sono un'operatrice telefonica. Dopo essermi presa un diploma al liceo scientifico, ho fatto un anno di economia e commercio, ma poi ho fatto una scelta differente e ho smesso gli studi in economia e ho aiutato, a gestire l'azienda di famiglia, che è un negozio di abbigliamento. L'anno scorso ho fatto domanda invece per il servizio civile. Ho fatto un anno di servizio civile alle ACLI. Terminato il servizio civile quest'anno, ho deciso di iscrivermi al portale di Sardegna Lavoro sul web e da lì ho potuto visualizzare diversi bandi. Uno tra questi è stato un tirocinio di 6 mesi. Da lì ho fatto una scelta di mandare il mio curriculum e nel momento in cui ho mandato il mio curriculum, sono passate più o meno 2 settimane e mi è arrivata una mail di conferma dove mi dicevano che avevo passato la prima selezione. Dopo aver passato la prima selezione sono andata a fare il colloquio con l'azienda e dopo il colloquio sono andata al CPI, al Centro per l'Impiego, dove mi hanno fatto firmare il patto di attuazione con l'azienda. Al Centro per l'Impiego mi sono trovata molto bene perché sono state persone molto cordiali dove mi hanno saputo dare diverse spiegazioni. Nonostante ora sono già all'interno dell'azienda,
Basta una telefonata per potermi dare dei chiarimenti su diverse cose. Sono rimasta molto sorpresa, diciamo, nel vedere la facilità del poter trovare dei bandi, fare le registrazioni, rapportarmi appunto anche poi col CP successivamente. Riesci ad avere una gestione del libretto giornaliero, trovi tutta la tua situazione dal momento in cui tu firmi il contratto al momento in cui tu lo finisci. Attualmente opero nel settore del contact center, quindi principalmente ricevo le telefonate dei clienti e smisto le mail che arrivano. Le telefonate arrivano dagli utenti che hanno bisogno di un supporto, quindi abbiamo un rapporto molto vicino col cliente, cerchiamo di chiudere la telefonata sempre dando un risultato positivo, dandogli delle risposte che cercavano e diciamo anche tranquillizzandoli su delle situazioni magari contabili. Prima di iniziare il tirocinio conoscevo ovviamente già l'azienda, ma lavorandoci all'interno ogni giorno scopro diciamo delle cose nuove. Ho un tutor che mi affianca, che mi mostra sempre tutte le situazioni possibili per poter dare delle risposte ai clienti che ci chiamano o che ci mandano delle mail. Questo tirocinio mi sta formando molto personalmente e mi potrà dare una possibilità di crescita del mio bagaglio personale, questo sicuramente. Quindi il mio consiglio per tutti quanti è quello di controllare, come ho fatto io, anche su Sardegna Lavoro, e di cercare quello che più vi si addice. Guardare in maniera positiva ogni opportunità che ci viene offerta e valorizzare le nostre capacità formative. Ciao, buon lavoro! Diciamoci la verità, il suo aspetto non è proprio accattivante e sembra non solo un po' antipatico, ma anche difficile da scrivere. Nonostante questo aspetto, però, il curriculum vitae Europass in realtà è un grande alleato per scrivere in forma snella, semplice e chiara chi siamo, per quale lavoro ci stiamo proponendo e in base a quali titoli, esperienze e capacità. È molto importante prendere confidenza con questo formato di curriculum perché ormai non solo le aziende private, ma sempre più spesso anche nei concorsi, nei bandi e negli avvisi pubblici, questo curriculum è la forma di curriculum vitae più richiesta. E questo perché il suo schema ci permette di organizzare gli argomenti in modo chiaro e quindi anche più leggibile. Bene, se vuoi avere dei suggerimenti sul come scrivere il tuo curriculum vitae Europass in modo efficace, puoi seguire i post-it dedicati. Non lasciarti quindi spaventare dal suo aspetto e datti da fare.